leggere qualcosa. Allora, la prima è Notte d'incanto. C'era una stella notte che rifulgeva di una bellezza tale da abbaiare chiunque alzasse gli occhi al cielo. Quella stella dipinse l'universo celeste di luce e amore, e mentre il vento soffiava dolcemente tra gli arbusti in quella notte incantata, dove ogni cosa sembrava animata da una dolce magia, lì dentro quella specie di capanna nacque colui che diede vigore alle parole del mondo. Egli, il creatore divino, le cui mani accolsero altre mani per stringerlo a sé, infondendogli fede e carità cristiana. È la linfa della nostra anima, la radice estrema di semplici gesta, nell'arcobaleno